Oh, vai che ci siamo. Bella raga, solo tra il comandante veneziano. Siamo in diretta, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ma va bene lo stesso, insomma, dai. Vediamo un po'. Durante la seconda partita, è vero, però sinceramente, dopo l'uscita d'Italia, vaffanculo anche l'europeo, i coglioni girati. Solo l'acquisto di Piazza e di qualche altro giocatore della parte del Milan mi può risollevare. Oh, eccoli qua. 15 pazzoidi sono entrati. Vediamo se riusciamo subito a collegarci anche per vedere già. Eccola qua. Aspetta, togliamo via che sennò mi risento e non è tanto bello. Ok. Aspettate un attimo, ragazzi, adesso arrivo. Eccoci qui. Un attimo. Allora, ciao Lorenzo, ciao Tinkoff. Tinkoff, ciao Luca Molinari, ciao Emanuele, ciao Regio, ciao Alessandro, ciao Michela Vallesi, ciao Sport46, ciao Lorenzo, ciao Matteo, ciao Paio, ciao Antonio Cannone, ciao Simone Moccia, ciao Nicolas Valenzano, ciao Ermin Feratovic. Allora, adesso quando arriva un po' di gente, voglio spiegare anche perché c'è questa sorpresa comendiana di un gioco che avevo annunciato sulla diretta di MotoGP, che non è ancora uscito, ma mi può arrivare una beta, voglio provarlo perché secondo me è un simulatore molto molto bello e si gode. Ciao Mai Castelli, ciao Vincenzo Petulla, me lo godo il Petulla, ciao K Pug, ciao Alessandro Palmigiani, ciao Leonardo Tomba, ciao Nick Mirti, ciao Paul Heyman, ciao Matteo Monti, ciao Christian Kalch, ciao Lorenzo, se l'ho salutato, Matteo Marello, no, incredibile Sutil messaggio vocale da parte di Sutil, attenzione. Aspetta un attimo. Questa musica non mi ha rotto il cazzo. Sta musica mi ha rotto la minchia. Se ci ascoltiamo anche Sutil, che non me lo aspettavo perché neanche l'ho chiamato. Allora, vediamo se forse vuole venire. Volume della musica fuori dal cazzo, intanto. Siamo già in 70, fioi. Petulla, ciao Petulla, ti ho salutato già Petulla. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Un attimo solo, voglio capire perché. Vediamo cosa mi ha scritto il buon Sutil. Allora, vediamo un attimo. Ciao Come ha tradito Sutil, non è vero. Allora, ascolta, come stai prima di tutto? E seconda, ma da martedì la mia ragazza inizia a lavorare e fa la gelataia, quindi la sera non ci sarà praticamente mai. Dunque noi avremo tutto il tempo di questo mondo, perché adesso essendo estate io starò praticamente con lei la mattina e il pomeriggio e poi la sera avrò tutto il tempo di Bravo questo Bomber. mondo, a parte quando lavoro, quando faccio la notte dalle 22 alle 6 di mattina o quando faccio il pomeriggio dalle 2 alle 10 di sera. Allora, quindi ho pensato che ovviamente potremmo fare video dalle probabilmente 7 di sera in poi, capito? Poi vorrei finire una serie che sono gli eventi storici che durano 5 minuti, vorrei finire quella serie e posso completamente dedicarmi Ma sentite voi ragazzi? alla serie con te. E un'altra che volevo iniziare quando però ricevo lo stipendio, che è quella con di Life is Strange. Vorrei farla con la webcam o no. Non so se tu conosci quel gioco lì, è molto bello. Ok, allora, non sentite tanto, mi dispiace, vediamo se riesco a farvelo sentire meglio. Comunque in pratica mi ha detto che tra poco cominciamo la serie insieme, quindi ragazzi dopo l'hashtag su Tira Tradito potete mettere hashtag il riscatto di Amos, il riscatto di Sutil. Aspetta che rispondo un attimo e dopo cominciamo. Bella vecchio, anche in questa diretta ho fatto sentire il tuo video, bene, quindi c'è il riscatto di Amos dopo il tradimento puro. Va buon vecchio, quando vuoi, perfetto. Ci spariamo la serie, così insomma posso batterti anche in diretta, non è vero? E niente, dai, adesso sono qua in diretta, dopo ci risentiamo con calma. Comunque va benissimo. La sera è anche il momento migliore anche per me, perché anche io lavoro tantissimo, sono in un momento veramente devastante. Ciao vecchio, buona serata. Ok ragazzi, buono. Il riscatto di Amos, vai, hashtag sul prossimo video di Amos, voglio sul prossimo video di Sutil dovete scrivere sta cosa. Bravi, hashtag il riscatto di Amos, grandi. Buono raga, siamo qua. Ciao R di qua, R3 di 4. Ciao Pippo Nicoletti.
alle 25, il vero Marcoz, Samuele Avella. Niente, non avete sentito niente, mi dispiace ragazzi, mi dispiace. Proviamo un attimo per curiosità. Non capisco però. Aspetta. Ciao come ha tradito tutti, non è vero. Allora, ascolta, Sentite? stai prima di tutto e secondo No, non gioco col G27. Ciao Just Matti. inizia a lavorare e fa la gelataia, quindi la sera non ci sarà praticamente mai. Dunque noi avremo tutto il tempo di Sentite raga? adesso essendo estate. Se no devo cominciare anche il video perché sennò questa diretta è un po'. Lei la mattina, il pomeriggio e poi la sera. Ciao Buzz Pari. In questo mondo, a parte quando lavoro, quando faccio la notte dalle 22 alle 6 di mattina o quando faccio il pomeriggio Ok, lei si sente, va buon dai. Comunque questo è su quel discorso, tra poco cominciamo. Allora raga, siamo in 109, la sorpresa intanto. La sorpresa è che ragazzi mi devono inviare una beta di un simulatore che secondo me sarà molto 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 bello. Cazzo, ho dato il camion anche distrutto, la cosa non mi piace. E finora insomma ho visto che hanno portato sto gioco solo tedeschi e americani, quindi non italiani. Speriamo, cazzo, speriamo. Devo andare però a sistemare sto merdoso di camion. Ciao Luigi Mastro 5, ciao Iceman, ragazzi, sapete che faccio incidenti perché nel registrare, cioè nel rileggere i vostri video, ciao, i vostri commenti, è chiaro che ci sarà la morte del Cume. Si guasta il motore, che bello. Pippo Nicoletti me lo godo, Pippo Nicoletti comunque. Cerco di spaccare tutto, speriamo raga. Oggi ti amo Cume, anch'io ti amo. Lorenzo, non sono andato a correre oggi perché sennò io non potevo registrare, sono distrutto, sto lavorando come un porco, veramente. Però ho tante belle soddisfazioni raga, sono contento. Vi racconterò anche di questo, insomma. Vi racconterò un po' di robe. Andiamo qua, sistemiamo un po' il tutto. Ok. Adesso devo pagare anche milioni di euro, affanculo. Mito ragazzi di sera non c'è proprio, Mito purtroppo. Ciao Giacomo Negroni. Fregatene del codice della ripara tutto. Ok, vabbè dai, posto. Ho pagato un cazzo alla fine. Ciao Daniel Andrew Mayweather. Voglio un incidente cumendiano, arriverà. Ciao Sly Fan. L'unica roba che manca, queste dirette sono bellissime, l'unica cosa che manca ragazzi sono, eccola qua subito, sono le, insomma, un po' di patata manca. Tanto ragazzi sono esaltato, speriamo che soltanto il Berlusca, mi è dispiaciuto vederlo un po' così, però che sboccia, se veramente portano 400 milioni di euro, torno a godere un po' anche con la mia squadra, visto che da tanti anni che soffro come un porco. Aggiornatemi sul Portogallo, ragazzi, forza Galles per quanto mi riguarda. Allora, aspetta, sono già fuori range. Allora, leggiamo. Allora, come puoi salutare? Ciao Godzilla. Come mi hai fatto palestra? No, non ho mai fatto palestra purtroppo. Viva la figa comendiana, sì. Ciao Francesco d'Amore, che bello, è un bellissimo cognome, mi piace. Dove c'è amore c'è Cume. Portogallo, Galles 0-0 al 40esimo, grazie. Grazie ragazzi. Non sai guidare, lo so Umberto Nicoletti. Ah, perché... Aspetta, questo forse è... Chi era l'altro? Perché era Pippo Nicoletti. Non mi ricordo se era Pippo Nicoletti, quello che mi sfotteva su MotoGP. E forse adesso c'è Umberto. Viva anche Umberto, mi sembra, Gioco col volante, ragazzi. Ma dov'è però? Oddio, mi sono già perso. Ah no, è di là, ok. Allora, sono d'accordo su Forza Galle. Scusate, ragazzi, quel tale Ale c'era magari. Comunque, ragazzi, se arriva sta beta, Fioi, secondo me sarà un bellissimo simulatore. Speriamo, cazzo, ci credo tanto, lo seguo da un po' quel gioco là. Ecco, buonissimo, invio. Allora, io porterei F1 2016. Vabbè, ragazzi, gli europei impossibili, mi credete, ragazzi? Che no, giocare a giochi di calcio un po' mi spacca i coglioni. No, non capisco il perché, raga, ma sono un po' come dov'è. Ma no, vabbè, andiamo qua allora. No, sto Umberto, manco lo conosco. Beh, no, Piazza, cioè, sotto Piazza è diventato forte, non lo conosceva nessuno. Come Ferreira Carrasco, quanti talenti che ho portato, ragazzi, cioè che non sapevo veramente. Ma anche nel passato, anche Royce, preso quando nessuno sapeva chi era, cioè Götze. Cioè, il calcio è una delle. Cioè, non dico che è la mia vita, perché ce lo dicevo magari 18 anni, però è quasi la mia vita il calcio. Ci ho passato non so quanti
non so quante ore anche solo a studiarmi di tutto, almanacchi, libri, al posto di studiare matematica andavo di almanacchi. Ok, come essere migliore, grazie Mr. Channel, ciao Mike Castell, come meglio di Raiola. Sì, ho un camion di merda ragazzi, devo cambiarlo appena un po' di soldi, mi levo da sta merda di camion perché è veramente una merda, figlio. Cazzo di visuale ho? È veramente il camion della Kick. Allora, adesso grazie qua non posso rispondere perché devo fare la manovra come indiana. Ma guarda che due coglioni. Guarda che camion, raga. Guarda che camion. Sembro tipo un... Vabbè, un coglione sembro, cioè. Adesso appena mi giro, ragazzi, torno a rispondere. Cioè, ho sempre giochi belli io per fare le dirette. Ciao Matteo Salerno. Ah, ho appena caricato Pro Cycling 2016, quindi quello nuovo, con la modalità Tour de France. Ok. Il Milan punta su Pellè, no, spero di no, sinceramente. Giochi Clash Royale, no. Ragazzi, non posso dirvelo, il gioco di camion nuovo, se arriva ci sarà la beta presto. Perché che non l'ha fatto nessuno, da quello che ho capito. Solo qualche tedesco e qualche americano, mi sembra. Ma per il resto non c'è. Ma qua devo girare di qua? Ma posso, sì. In realtà no. Vabbè, cazzi vostri, io giro e fotte sega. Ciao. Voi volete questo e vi porto anche la pazzia comendiane. Beh, la passione di motore, la Formula 1 la seguo dal 1997. La moto, diciamo, da un po' più tardi, perché comunque ho sempre, cioè, per me la Formula 1 è una passione incredibile. MotoGP, chiaramente, cioè, diciamo, dei primi anni di Vale, ecco. Dall'anno, mi sembra, Di Biasi è stato squalificato che ha dato la bandiera nera, adesso non mi ricordo l'anno, però. Sto leggendo tutto, Il come senza multe ce lo godiamo. Adesso andiamo a cannone, fioi. Quanti siamo? 121, ragazzi, vi ringrazio, su un gioco di nicchia con Portogallo-Galles, con tanti di voi che siete al mare, tipo a trombare come dei disperati. Fate bene, ragazzi. Comunque veramente spero di portarlo presto sto gioco, non vedo l'ora. Può essere una chicca grande, ci sto sperando. Sono mandati i miei dati per la beta, mi hanno accettato. Incredibile, prima volta. Devo ringraziare anche Mito che mi ha detto come fare sta cosa, perché ho speso 3.000 euro 3.000 euro al secondo di videogiochi. Spendo tanto io al mese tra, diciamo, giochi per PC o PlayStation, e so che tanta gente si riprende gratis perché al canale veramente il come scopre queste cose dopo 100 anni di video. Del terrazzo di casa, grazie. Come lo vedi sto tour è tutto da scoprire, non ho ancora un'idea, è troppo presto ancora, però speriamo nel nostro Aru e Vincenzone. Che top player vorresti al Milan? Mi piacerebbe, non so perché non proviamo a prendere André Gomes dal Valencia. Ti cazzi un André Gomes, allora fai un centrocampo André Gomes, Borca Valero, e già insomma qualcosa hai fatto. Compri Piazzone, vendiamo Bacca, andiamo a cagare Bacca. Cioè vorrei Milik, io amo Milik, lo seguo da tanto Milik, però non viene, penso al 90% non viene. Prendi un'altra punta, non Pellè però, per favore. E dopo chiaramente in difesa è che Benassia la Juve, Musacchio è bravo ma è sempre rotto. In difesa non è facile. Sei un grande come, grazie Diego. Io sto leggendo, vado storto. Anch'io ti amo, Diego. Porca puttana, ragazzi, se leggo però è difficile. Grazie ragazzi che seguite il come posto della partita, anche perché insomma sti europei mi hanno abbastanza deluso a livello generale, veramente squadre livellate verso il basso, assolutamente. Non ci sono più i campioni degli anni 90 e i primi 2000. Mi dispiace, ma è così. Cristiano Ronaldo e Messi in quel calcio, anni 80, anni 90, i primi 2000, erano giocatori campioni, ma come altri. Perché è vero che Messi è tutto quello che vuoi, però guarda Messi fuori dal Barcellona, è un giocatore normale in Argentina, c'è poco da fare. E poi l'hanno bombato dal 2006 al 2008, sempre infortunato, l'hanno pompato di muscoli e guarda cosa è diventato. C'è poco da fare, il talento c'è sempre stato, ma la resistenza se l'è presa con le bombe del Barcellona. Allora, adesso pensiamo qua a voi. Bacca 30 anni, sì, Bacca sì, vendilo. Mi godo solo il culo. Oddio, ecco, qua sono in crisi, devo andare dritto, ok. Dritto, perfetto. Come fa youtuber? Si devo fare youtubers live, si devo bombarmi qualche altra ragazza. Sì, gli europei, comunque gli europei impossibili. C'ho giochi di calcio, sto aspettando FIFA 17 che
Ah sì ragazzi, se avete visto che su PC è impossibile giocare perché non c'è nessuno, io voglio fare la squadra oddio, ora sta merda, guarda sto coglione, guarda sta merda, vabbè. Voglio fare la squadra Pro Club fortissima. Quindi chi ha la PlayStation 4 e si compra FIFA 17 sa che quasi ogni sera giocherò a Pro Club anche in chat vocale, quindi ragazzi, se qualcuno ha la PlayStation 4 e FIFA, quello è un progetto serissimo, ma ve lo spiegherò più avanti, insomma. Ciao Michael. Ciao Michael. Mamma mia ragazzi, è difficilissimo leggere e giocare. Sì, il tennis lo seguo, però mi fa incazzare perché non vedremo quasi più un italiano ormai maschio, veramente una rottura di coglioni. Sei in live per caso? Sì, Jolix. Compra Chicco Simulator. Beh, Chicco Simulator è un bel gioco. Ti danno anche in omaggio un ciuccio e una puttanella di 18 anni, però con la faccetta proprio da bambina. Però 18 anni perché se no andiamo anche in galera. Ok, Flagstaff. Ah, andiamo a Flagstaff. Bella Flagstaff. Giulio, io ho sommesso questa teoria qua. Senza le bombe del Barcellona era un campione, un fenomeno perché fa cose con la palla incredibili, ma tipo che si infortunava ogni 3 partite, perché se tu segui la carriera di Messi dei primi anni era sempre rotto, poi non si è più rotto. Sì, ma Nibali sicuro, ma Nibali non è, ma Vincenzone non è leader, deve essere Aro il leader teoricamente, Nibali deve aiutarlo al tour, da quello che ho capito. Acciaccalo qua Jolix, bravo Jolix, me lo godo Jolix. Ragazzi, ok, comunque non sta allagando, il gioco va bene, adesso stronzo che mi inchioda. No, Clash Royale ci ho provato, ma mi dai i nervi perché è il gioco più buggato della storia. Cioè, giocare a Clash Royale è come giocare a Bug Simulator, cioè. È Auro il leader, quindi Nibali ha fatto bene, ha perso i minuti, così può vincere qualche tappa e aiutare. Auro ha fatto la cosa giusta, ha fatto. Doveva far così, se no non può mai tentare neanche di vincere una tappa. Ma è qua che devo andare, ho sbagliato? Ah no, giuro che bravo il qua. Se provo a far manovra, se no vado dritto e me ne frego e me ne sbatto i coglioni, sinceramente. Delle manovre, io sono un gondolaro, quindi fotte sega. Leggiamo un attimo. No, lo so che non ha vinto Nibali, però in certe tappe può tentare anche di fare una vittoria di tappa, visto che ha tanti minuti di ritardo, perché tanto non va per la classifica generale. Vai, vediamo se riusciamo a fare una cosa decente. Siamo col volante, lo ricordo, ragazzi. Nessi, guarda che manovra di merda. Beh, King Roger, signori. Mamma mia, King Roger. Quanto me lo godo, King Roger. Anche se il mio preferito nella storia è stato Pistol Pete Sampras. No, mi sono rotto il cazzo, ciao. Eccellente. Ti voglio bene anch'io, Matteo Salerno. Come finirà il tour di Aro? Io per scaramanzia a queste robe non le dico mai. Silenzio stampa. Te la godi Little Basket? Sì, abbiamo vinto bene con la Croazia. Io lo sport lo amo tutto. Infatti sto anno le Olimpiadi me ne perderò tanto perché col lavoro sono proprio preso male. Ma ascolta, Phoenix, io voglio vedere Phoenix. Niente, non me la danno sti figli di puttana di merda. Allora andiamo, Sierra Vista. Vediamo, allora, eccola qua, allora a sto punto, no, andiamo a Camp Verde. Camp Verde in posta. Vogliamo figa simulator, beh là ragazzi siamo i top. Siamo i top mondo là. Non dimmi che ho sbagliato strada, no, perfetto. Ah ma è qua, ma sono un coglionazzo allora. È sempre qua probabilmente. Portogallo, vince il Portogallo, ma vaffanculo, ciao De Maz. È l'anno del Portogallo, hanno un culo che non è loro proprio. Ma perché? Ascolta, accetto questo ragazzi, non ho voglia, sono un po' stanco. Chiedo scusa. Era di là, era infatti, ma Cristo santo. Va a cagare. Ah, Dio Cristo. Gli errori comediani della diretta sono i più belli. No! Sì, no, Fioi, questo è bellissimo. Sono andato a prendere l'altro. Quindi leggere i commenti ti porta a questo.
No, questa è stupenda, questa è da premio Oscar. Ah, Dio, Christiansen. Ciao Daniele. Ora i Tinko se la ridono tutti, sti bastardi. Cioè, sono riuscito a prendere l'altro perfettamente, ma basta a fare in culo, va. Ah, 0-0, ecco. 544 km. Qua metto la freccia così a caso, sono da solo, bello. Quando non serve metto tutte le frecce del mondo. Ok. E si gode. Vai. La bella Come trollolo. Ciao Simone Battaglia. Come ti hanno trollato? Sì, non trollatemi ragazzi, sono un vecchietto ormai io confronto a voi. 100, madonna, ma non ho mai fatto delle dirette così. Porca puttana, sono diventato il re The King of dirette, proprio in vero inglese. La live durerà quanto? Non lo so ragazzi, adesso con precisione. Vediamo quanta autonomia ho ragazzi. Squadra extra preferita? Allora, io sono un tifoso del Leeds United, proprio il Leeds United per me. Solo che adesso mi sta un po' sul cazzo, perché anche Sellino non compra nessuno, cioè una squadra gloriosa come il Leeds ridotta così mi sta sul cazzo. Però il Leeds in Inghilterra il Leeds comunque. Dopo chiaramente Dinamo Kiev, perché insomma era stata la squadra che mi ha fatto scoprire Shevchenko, che è il mio, non dire idolo è riduttivo, perché è proprio un dio per me, cioè è uno di famiglia praticamente, da quanto che voglio bene e da quanto mi ha fatto star bene, da quante emozioni mi ha dato. Poi da Dinamo Kiev Leeds, beh basta come top squadre, diciamo. The King of Pussy. Io vado, ciao vero Marco, ciao bello, mi dispiace però che ci lasci così. Beh, come da Simulator ragazzi, sarà fantastico. Come meglio Diletta o direi la Diletta, raga, madonna. Però devo dire una cosa ragazzi, questo forse sarà un po' impopolare, però secondo me la Leotta se la tira un po' troppo, nel senso ci sono per esempio esempio stupido, non so se conoscete su Sky Federica Lodi, che è una ragazza tranquillissima, cioè chiaramente non è figa come la Leotta, però è una bella ragazza, simpatica, e me la tromberei tanto sinceramente, per quanto io sono più per le bionde, e la vedo meno costruita, invece la Leotta secondo me si sta un po' montando la testa, questo è il mio, però è una figa da paura, ecco, chiaramente. E poi mi piace anche su Formula 1 la Masolin, però la Masolin anche lei un po' se la tiracchia secondo me, invece la San Giorgio è un po' meno bella forse, anche se la preferisco, però un po' più tranquille. Comunque mi stanno un po' sul cazzo quelle che se la tirano troppo, ma poi ce ne sono tante su Sky, il Regno della Toppa, cioè non sono giornalisti, sono mignottoni, cazzo. E la Vignali, raga, mamma mia, la Vignali è la classica ragazza che perdi la vista da quante pippe ti fai, cioè. Penso che puoi avere dai 10 agli 80 anni, è impossibile non spipparsi con la Vignali, scusate, ma è veramente impossibile, è una roba mai vista, figa da paura proprio, figa da paura. E per avere, vedi ragazzi, è brutto da dire perché io insomma adesso se conoscete la parte pazza del Cume, ma sono anche una persona seria, e tutte le ragazze che ho avuto le ho sempre trattate bene, è sempre stato anche forse troppo romantico, l'ho preso sempre in culo infatti, però mi rendo conto che anche un po' con la mia esperienza che ando in giro tramite il lavoro, tramite conoscenze, che più una donna è figa e più hai bisogno altro che del pacco grande, ma un grande portafoglio, purtroppo questa è la realtà. Mi dispiace perché è brutto, però ce ne sono ancora brave ragazze, però più figa sei, più vuoi i big money. No, beh, la D'Amico no ragazzi, scusate, io ho un odio per la D'Amico alla voce che sembra una merda. Io l'ho sempre vista un uomo la D'Amico, infatti se penso che Buffon molla la D'Amico, molla la Seredova per la D'Amico, cioè. L'ho sempre vista un uomo la D'Amico, mi dispiace ragazzi, forse qua vi crollerà un mito, ma è così. Beh, Marc Gené, anche quando sbaglia a parlare in italiano, cioè Marc Gené è il mio idolo, cioè Marc Gené è un grande, lo vorrei alla Ferrari ancora come pilota, insieme a Mazzacane che è il mio idolo in assoluto della Minardi. Non vedo un cazzo qua. Vabbè. Ecco, Ilari Blasi per me è una volgarotta, nel senso bella sì, chiaramente la tromberei di brutto, però non è nei miei canoni, troppo volgari. Io il Cume, se sono il Cumenda ho bisogno insomma di donne anche un po' di classe, ecco.
Cioè, sta bene con Totti, però la vedo un po'... come nelle nostre parti si dice boarotta, ecco. Pottessega di Portogallo Galles. Porta sfiga Genè, sì, pure, però è simpatico, voglio bene a Genè, bravo Fio, bravo uomo, grande Mark. Ciao The Real G, come ti amo anch'io, ti amo. Pilota di F1 preferito è Mazzacane. Gaston Mazzacane, no, a parte gli scherzi. Allora, della storia, beh, è troppo facile dire Senna. Però è chiaro che Senna, diciamo, Senna ero ancora, cioè, comunque piccolo, anche se comunque mi ricordo, però ero comunque piccolino per capire la Formula 1, però Senna, dopo riguardando anche tutto, perché dopo mi sono fatto tutte le stagioni, me le sono guardate tramite DVD che hanno fatto, cassette che hanno registrato, e tutto quanto, i miei parenti, però, madonna, che strada è questa, Fio? Oddio, aspetta un attimo, raga. E dopo Schumacher invece è emozionato per il suo essere devastante, nel senso Schumi, pensarlo così, ragazzi, viene da piangere proprio. Diciamo un pilota non, diciamo, fenomeno, però, diciamo, non di quelli scontati. Non lo so, sapete, è difficile. Sicuramente la Phoenix esplorata, sicuramente comunque vabbè, Rosberg è un pilota che è sempre piaciuto, per esempio, proprio per il suo modo di lavorare, di essere una persona seria. Adesso sta un po' impazzito perché Hamilton chiaramente è un porco e cerca di provocare in tutti i modi, però Rosberg mi è sempre piaciuto. Cioè, a me Vettel, cioè, lo vedo la brutta coppia di Schumacher, purtroppo, sarò di parte, ma non l'ho mai amato troppo. Alfonso, un grande, però non si è comportato molto bene, però sicuramente Alfonso io lo preferisco a Vettel, sinceramente. Raikkonen sempre odiato. Gigione Hamilton, forte, però troppo glamour, e non può permettere, nel senso, un conto e se sei Schumi o Senna, che era per dire puoi anche fare il pazzo, sei un fenomeno. Hamilton è un campione, però sto anno che è andato a trombare col mondo, ha portato il cane su Instagram fuori, guarda che roba, ha cannato le prime gare, c'è poco da fare. Alfonso e Alonso comunque. Come, cosa ne pensi di Brandilo? Penso che è mia amica. Beh, Vanzini è un mito, però io amavo tanto anche sulla Rai, il grande Mazzoni. Me lo ricorderò sempre. C'è uno sportivo in pista, c'è uno sportivo. No, cioè, come si fa a dire c'è uno sportivo in solo Mazzoni? Il Lego Fate di Mazzoni. Beh, allora, ok, allora se vogliamo andare indietro, Gilles Villeneuve, grazie. Cioè, Gilles Villeneuve, anche là è troppo facile dire il mio idolo è Gilles Villeneuve, uno dei piloti più belli da vedere della storia, anche più pazzi. Mi piaceva tanto Hakkinen, a me era il pilota gentiluomo, secondo me, corretto, elegante, bravo. Ecco, Hakkinen mi piaceva tanto. Chiaro che con Schumacher li ho bestemmiato dietro per te. Cosa c'è? Ma vaffanculo, stronzo. Ma ne potrei dire tanti. Anche il primo Montoya non era male. Ce ne sono tanti, ragazzi. Adesso sicuramente Verstappen ha un bel futuro davanti. Però anche là, rispetto a una volta, ci sono meno talenti. E beh, Amos, beh, Sottile è sempre il numero uno. Anche se però dai, anch'io sono contento che sono tornato bene su F1 col Team Haas. Bel terzo posto in Bahrain, me lo godo. Però è chiaro che Amos su Formula 1 è devastante, non l'ho mai vista. Il Come se la fa con la vigna, si aspetta, adesso per leggere vado fuori. Magari, ragazzi. Guarda sto. Vabbè, basta. Maldonado, beh, Maldonado me lo godo. Ciao Luigi. Ciao Loris. Come, ma tifi Ferrari? Certo che tifo Ferrari, assolutamente. Il problema è che mi stanno sul cazzo perché è inaccettabile che la più grande scuderia della storia possa fare delle figure del genere. Oddio, sto finendo il gasolio, cazzo. È una vergogna, abbiamo un team manager che cioè, in confronto Suor Paola è figa ed è intelligente. Siamo scarsi, Fio, siamo scarsi, c'è poco da fare, altro che miglioramenti, stiamo facendo cagare i morti. Ragazzi, su Fly Simulator ho un piccolo problema. Ho tentato di registrare due. Ah, no, devo prenderlo. No, cosa ho fatto? No, ho anche sbagliato, era dall'altra parte. Ma Dio, ma puttana merda, ma non ci credo. Pensavo lo sia di qua che di là. Ma vaffanculo. Aspetta, vediamo se... No, non ce l'ho di là. Ma Dio Cristo, ma mangiatemi il pacco.
Vediamo se posso andare per di qua. Devo andare assolutamente a far benzina. L'ho salvata per miracolo. Sì. Guarda quanto vi faccio divertire, ragazzi. Dopo quando andiamo dritti, fotte sega. Il cume tiene la traiettoria. Ok, perfetto. Oh, eccola qua, grande cume. Ce l'abbiamo fatta. No. Portogallo-Galles, ragazzi. Ok. Carichiamo. Ti piace il tennis? Sì. E speriamo di arrivare a... No, beh, ce la faccio ad arrivare qua. Alla fine, se la finiamo sta tappa. Cioè, sta stagione... Sto lavoro. Comunque, ragazzi, Flight Simulator ha un problema che mi crasha, mi perdo la memoria, mi dice memoria insufficiente. Sto periodo mi va così, 0-0. A Monza nel muro dei piloti c'è scritto Alonso e sotto lo stronzo. Si è comprato male Alfonsino, purtroppo, sì. Però d'altronde anche era frustrato, cioè viene la Ferrari, è una macchina di merda. Ha fatto i miracoli lui, perché sennò, ragazzi, anche il 2010 là non veniva fuori niente. Tra Raikkonen e Vettel, però sinceramente non amo nessuno dei due. Beh, Raikkonen è troppo freddo, ragazzi, siamo italiani, vedere sto qua che non parla mai con questo muso da culo, ma e Leo Turrini lo ama anche, vabbè. Beh, oggi ho portato Pro Cycling 2016, il 15 lo faccio nei prossimi giorni. Ciao te Marin, viva il Veneto, sempre e comunque, ciao fuoco e fiamme. Oh, ma una zoccoletta, niente, ma non avete una sorella, una cugina, no, niente. Beh. Ciao Ale04. Allora, stavo a Venezia, adesso sto a Marghera, che mi sono trasferito da piccolo perché per vari motivi, insomma. Però comunque tutta la mia famiglia veneziana, Canareggio, Giudecca, tutti da là, insomma, tutta la maggior parte Canareggio comunque. No, assolutamente, Mestre, Marghera, ci sono adesso, però non ho niente da cui spartirmi, io sono veneziano puro sangue, fanculo, il resto. Con tutto rispetto, chiaramente. Oggi, aspetta. Oggi ho visto... non sono riuscito a leggere, cazzo, sta mocari. Scusate. Niente, vabbè, ma perché le ragazze sono un po' pallose sui video, anche la mia ex non capiva molto ste robe. L'ideale è mentre guardi un video del Cumendone, la fidanzata sotto la scrivania, ragazzi, è così che dovete fare. Dovete fare questo, raga. Perché sono ste fidanzate, sono anche schizzinose, il solito missionario e basta, ma porca puttana, se mi ami... concediti nel rispetto, chiaramente, ma tutto è concesso, non sei troia se lo fai solo con me. Io ho sempre fatto questo discorso alle mie ragazze, qualcuno l'ha capito, altre no. Cioè, non puoi essere schizzinosa con l'uomo che ami, Cristo. Cioè, se no... Abito anch'io a Marghera, ora ci conosciamo probabilmente. Venezia, speriamo, cazzo, andrò a vedere un po' di partite sto anno. Comunque su FIFA 17, ripeto, chi ha la PlayStation 4 Pro Club voglio fare una squadra contro coglioni, lo compro apposta su PlayStation, non su PC. Il mio idolo del tennis, Pistol Pete Sampras. I discorsi saggi. Ma io devo fare una diretta con voi dove c'è solo Marco, nel senso no che il Cume non sia vero, perché questo sono io, però voi non conoscete l'altro Cume, cioè quello, diciamo, più serio. Mi piacerebbe fare un video e spiegare tante cose, anche quello che mi è successo, un po' cercare di dare anche dei consigli su come affrontare determinate cose. Sì, non è che sono il padre eterno io, però magari, sai, l'esperienza dell'età un po' più, visto che posso avere anche 10-12 anni più di voi, posso sempre darvi una mano su certe cose. Gol di Ronaldo. Spero sia un troll, se no mi girano i coglioni. E comunque vabbè, bravo Ronaldo, mi piace molto Ronaldo. No, non ho mai avuto né motorino né macchina perché non ho nessuna patente, ragazzi. Comunque, raga, ho visto anche alcuni video contro certi youtubers del lavoro, del non lavoro. Anche là mi piacerebbe dire la mia, però ormai se hai un'opinione diversa sei un rosicone, cioè adesso, non per cattiveria e non per vantarmi, però
insomma, se devo rosicare o comunque essere invidioso di qualcuno, magari posso essere in maniera bonaria per un calciatore che fa diciamo una cosa che amo, oppure un attore, uno scienziato. No, essere come si dice, invidiosi di noi youtubers sarebbe un po' grave. Vorrei che la mia vita sarebbe proprio triste, sinceramente. Oddio, mi si è chiuso il tablet, scusate. Ronaldo gainato. Detto che Ronaldo dura poco, però tornando al discorso di questo, a me dispiace vedere che ormai non si può più criticare o comunque dare un giudizio intelligente e costruttivo su nessuno. Ormai rosichi per ogni cosa. Cioè, non è bello, ma... Oddio, forse si è chiusa la chat, devo riavviare. Non scrivete niente, ragazzi, perché non leggo un cazzo, aspetta. Adesso mi fermo in mezzo alla strada. Questo discorso lo voglio affrontare con voi. Un attimo, ragazzi. Ok. Perfetto. Ok. Ma esprimiti, nel senso... cioè, il discorso, raga, che qua secondo me quello che non capiscono né né gli haters né chi fa YouTube come insomma, chi è la professione di youtubers, la cosa che secondo me proprio non c'è comunicazione. Perché per come la vedo io, se tu prendi esempio, ciao Fabio Mabrin, se tu guadagni anche 30.000 euro al mese, io non ti do torto, hai ragione a prenderteli e mangiateli anche, cioè divertiti, comprati quel cazzo che vuoi, vai a zoccole, cioè. Stiamo scherzando, se anche io riuscissi a prendere, che chiaramente registrando così alla cazzo, senza l'editing, che ormai l'editing è diventata la cosa più importante, una volta erano i contenuti, far ridere la gente, adesso, ecco, ma porco due, io vi parlo, dopo mi chiedo perché non posso avere tanti iscritti, che sboccio, finché faccio ste robe, è anche giusto. No, comunque, a parte gli scherzi. Cioè, mettiamo caso che per sbaglio, registrando così come hobby, come faccio io, arrivo anche a prendere 10.000 euro al mese. È chiaro che non li butto via, ragazzi, anzi. Cioè, oddio. Dio madonna. Adesso mi gira il cazzo, però, No, non potrei proprio fare lo youtuber perché... Dai. Ecco. Ciao. Ok, perfetto. Molto bene. 2-0 Nani, bene. Vabbè, comunque vedo che questo discorso non so se può interessare. Se volete lo facciamo, se no... No. Non riesce a finire il discorso. Facciamo l'ultimo viaggetto. Ragazzi, io vi rispondo a tutto quanto. Il discorso è che voglio capire perché è un discorso che lo sai farlo alla cazzo e devo salvare come. Non è difficile salvare, grazie. Okay. Molto bene. No, ragazzi, io non ho la patente. Fece tanto che riesco a portare a casa il camion. Tifo Mina io. Allora, niente Phoenix, ancora 0. Vediamo se la becchiamo. Sì, ma quella puttana di tua madre, cioè... Vabbè. Tua madre è una gran troia. Vabbè, andiamo, ci finiamo qui con te, però. È un po' lunghetta, però. Ciao Ciro Testa. Sì, chiaramente è più corta in realtà. Vabbè, finiamo con questa, dai. No, l'Ester non vince. Comunque, tornando al discorso di prima, ragazzi. Ripeto, io con 10.000 euro. È chiaro che me li prendo, però questo non vuol dire che mollo il mio lavoro. Cioè, non esiste. Cioè, non può esistere una passione anche che ti fa guadagnare soldi. Cioè, è questo che sbagliano. Porca puttana, non puoi smettere di studiare o di lavorare e pensare che puoi vivere di rendita tutta la vita. Cioè, è impossibile. È questo l'errore che fanno. Io mi sparerei 10.000 euro al mese, ma intanto mi faccio anche un lavoro sicuro e lo metto in culo. È qua che sbagliano, non tanto nel dire è un lavoro o non è un lavoro.
Cioè, o non è giusto prendere i soldi? I soldi, se ti li danno, è giusto prenderli. Ciao DJ Jumbo. Sì, vabbè, ma sono anche dislessico ormai. L'errore che fanno non è quello di prendersi i soldi, di finire. Se vogliono definire un lavoro, che problemi ci sono? Cioè, ognuno fa quel cazzo che vuole. L'errore è non avere il piano B, che può essere un piano A. Ti spari 10.000 euro e ti fai un lavoro da che il cazzo che vuoi te. Non fare solo quello. Perché non è possibile. Non puoi andare avanti 1000 anni. C'è poco da fare. È là l'errore. Loro possono prendere anche 300.000 euro al mese. Cioè, se glieli danno, è legale, pagano le tasse, cosa me ne frega a me? Cioè, prendi quel cazzo che vuoi, ma porca puttana, cioè, cerca di spararti il culo con un lavoro sicuro, cazzo, che può essere alle poste, di qua, dove vuoi te. Perché non si sa mai, basta un attimo. Cioè, è là l'erroraccio. Capisci? Sì, scusate, ragazzi, scusate. Io ripeto, mi piacerebbe che sboccio 10.000 euro al mese, mica li butterei via, anzi. Però non mollo il lavoro, anzi, lavoro ancora di più. E investo su qualcosa, un'attività o quel cazzo che è questo. Sono queste, vabbè, va a cagare. Sono questi gli errori. Cioè, si riescono a rovinarsi anche i calciatori miliardari che diventano senza soldi. Pensa a uno che prende 10-20.000 euro al mese. Sbaglia, se li ciava, non ha un altro lavoro, in 3 anni se li mangia tutti. Questo è, ragazzi, però ripeto, dopo sai, ognuno fa quel che vuole. Cioè, dopo purtroppo, cioè, diciamo che ecco, una cosa che non capisco cioè, ok, editare come editano certi youtuber è veramente difficile e lunghissimo. E non lo farei mai, sono sincero. Primo perché non ho tempo. Ma non ho preso il coso, oddio. No, non ho preso il... Ah, devo prendere sì. Vabbè, ciao. Mentre parlo neanche mi rendo conto che non ho preso il rimorchio. Bene. Molto bene. No, dicevo... boh, ripeto... Cioè, fai un editing di anche 3 ore. È chiaro che io non ce la farei proprio. Primo perché... Cioè, non è il mio settore. E secondo perché proprio non ho proprio il tempo materiale. Ma dov'è sto cazzo di rimorchio? Però non mi puoi dire è una fatica, è una roba devastante. No, questo no. Oddio, ma cosa sto sbagliando? Aspetta un attimo. F1 2016 mi sembra bello. Lo so, Mirko, lo so, però c'è un problema più grave adesso. Cioè, ma ho preso il lavoro o no? Sì che l'ho preso. L'ho preso sì il lavoro. Sì, cazzo. Oh madonna. Allora, dov'è? Non sono mai venuto qua. Oh, ma ecco, vedi, queste sono le cose che mi fanno capire del perché è bene avere un lavoro sicuro. Scrivetemi dove cazzo è sto rimorchio. Ma non è tanto il discorso della miniera, raga. Non è che esiste solo la miniera come lavoro. Aspetta, è là forse, lo vedo, è là. È là. Bella, bella, bella. Ma Dio buono. Molto buono. No, io sono impiegato amministrativo, ragazzi, per un'azienda di trasporti veneziana. Per chi insomma di Venezia lo sa, la CTV mi occupo del contenzioso, quelle robe là. Però io ho anche altri progetti, io voglio mettere via per avere anche un'attività mia. Il discorso, ragazzi, è che non puoi venirmi a dire che è un lavoro addirittura faticoso. Cioè, no, cazzo, ti diverti, te la godi, è un lavoro, te lo concedo tranquillamente, se prendi soldi di un'attività è un lavoro, ma non mi puoi dire che ti distruggi, ti diverti, te la godi, sei stato bravo a sfruttare l'occasione, veramente bravo, ti faccio i complimenti, ma porco due, godi, te la vaffanculo, che strada di merda, però. Ecco, questo è il mio pensiero, ragazzi. Però lo fai a persone immature, sbarbate. Stai rosicando. Non so di cosa, onestamente, perché rosicare per queste robe, ripeto, è un po' da sfigati, sinceramente. Semplicemente a 28 anni penso di avere la maturità e l'intelligenza per avere un mio pensiero. Ecco, dopo, ragazzi, sto cazzeggiando, sto giocando, sto sbagliando.
Se deve fare un discorso questo a quattro occhi, andare a mangiare una pizza tutti insieme e parlare bene, questo mi piacerebbe fare a me. Se la farò uscire da sta merda, non so perché. Ecco, grazie. Vediamo cosa avete scritto. Perché sono sempre in ritardo, non è che sono sempre in ritardo, diciamo che Venezia è una realtà un po' particolare. Diciamo che soprattutto i vaporetti con i turisti tutto non sono facili da gestire rispetto a altre città, siamo anche messi bene da questo punto di vista. Il problema è che amministrazioni vecchie, robe così, portano sempre a problemi. Siamo venuti in Puglia? No. Mi manca Puglia e Sicilia, sono praticamente le due ultime regioni che mi mancano. Belle da fare. Sicilia dovevo andare, ma poi mi sono mollato con la fanciulla, quindi non sono più andato. Qua te leggo anche un messaggio. Ah, sempre su te, aspetta, ascoltiamocelo, dai. Ok, perfetto. Devastante proprio, perfetto. Mi fa piacere, guarda, mi dispiace, non mi dispiace per il lavoro. L'importante però è che ci sia sempre. Ascolta, ma tu sei uno di PES o più da FIFA? E guarda, in questo momento io ho giocato, sto parlando con sottile adesso, ragazzi. Ho giocato sia a FIFA che a PES. Cioè, PES è stato il primo gioco, chiaramente. Pro Evolution Soccer 1, 2, 3, gli Pro 98, così. Però, dopo FIFA dal 2007 è stato il primo gioco bello di FIFA. Dopo ti do dei consigli comunque se vuoi su cosa giocare, insomma, visto che comunque giochi di calcio li ho giocati dai 5 ai 28 anni. No, comunque lavoro bene, solo che mi occupa tanto tempo e quindi arrivo a casa devastato, poi vado a correre e sono praticamente, come hai visto nella foto che ho postato su Facebook, sono tipo un uomo finito. Vecchio, ci sentiamo con calma, sono ancora qua in diretta, un abbraccio, fai il bravo, Ciao bello, notte. Ok, sono tornato, ragazzi, scusate. Ciao Rachele, ma Rachele, sei un uomo o una donna, Rachele? Bel nome, Rachele. Ciao, ciao Matteo Cardi, che ne pensi di Blur? Chi è Blur? Ah, chi è Blur? Ma Blur, scusate, perché forse mi ha detto anche il bode, è quello che tipo sembra Gesù, con i capelli lunghi e la barba? Ma è quello, non mi ricordo. Oddio, ragazzi, ma c'è il bode? Ma come può esserci il bode che non ha più il canale? Oddio, ho paura. No, live su Pro Cycling saranno dure perché è dura perché è un gioco che comunque crasha tanto e se mi crasha in live ce l'ho in culo, ragazzi. Come viene a Napoli, sono già venuto, bellissimo a Napoli. Costiera Amalfitana, Capri, top, Positano. Sono il fantasma del Bode, ragazzi. Il Paolo Bode. Ecco, se pensate che il Bode sì, ciao, che il Cume, no, io non ce la faccio più. Sono finito veramente. Ecco, quando mi scrivete Bomber Cume, così il vero Bomber è il Bode. Il Bode ne castigate più di Rocco Siffredi, cazzo. Sono ragazza. Allora se sei ragazza, visto che noi abbiamo la Eri che purtroppo oggi non c'è, mi sono anche dimenticato di chiamarla, purtroppo. Lo devi provare a tutti noi su Facebook. Perché noi per le ragazze del Cume, visto che se sono pochissime, abbiamo un trattamento speciale. Però ce lo devi dimostrare, Rachele. Sei mai stato nelle Marche? Sì, però di passaggio. Cosa ne pensi di Pedrosa? È un po' camomillo. Se sei ragazza, ecco, il bode subito. No, calma. Se sei ragazza, trattiamola bene, però ce lo deve dimostrare. The Dark Side of the Bode. Un uomo, una garanzia, Paolo Bode. Ma scusa Bode, ma sei ancora al village a fare il figo con la pupetta o sei tornato a casa a fare altre cose? Guarda che porco che è il Bode, che è un porco. Ma dove sei, Bode? Sei al village? Sei dal village che mi scrivi o sei a casa col pipino di fuori a fare i giochini erotici? Sono a casa. Sei mai stato in Veneto? Ecco, vabbè. Ecco, già che Rachele mi scrive sei mai stato in Veneto mi fa capire che forse è un maschio, perché le ragazze sono un po' più sveglie. Sto scherzando, vecchio.
Eh... Sì, quando il Bode mi dice, quando guardo sta cazzo di live mi eccita il Bode così, perché ragazzi il Bode, per chi insomma non conosce il Bode è un ragazzo nato in una umida notte a New Orleans. È nato tra un incrocio tra un uomo di colore di nome Brian e una donna gialla di nome Sophie. Questo ragazzo all'età di 5 anni ha scoperto di non essere un bambino normale, ma di avere dei problemi non mentali, neanche fisici, ha dei problemi, punto, molto generali. Per i 13 anni invece ha scoperto di avere una malformazione al pacco, nel senso che quando ha la visione di un uomo diventa gigante, quando ha la visione di una donna diventa piccolo. E niente, dopo i 27 anni invece ha scoperto che semplicemente Paolo Bode è un uomo inutile. Madonna, no, io non sto bene comunque, è ufficiale, ormai sono finito. Ai, ai. Mi piace di più la Formula 1, madonna, è impossibile leggere e scrivere, soprattutto leggere e guidare. Il bot è quello di Instagram, sì, sì. Madonna, il bot, ragazzi. Ma Bode, vieni in chat, scusa. Vieni in chat, brutto porco di merda. Ho sbagliato strada, cazzo, non è che hai visto dove sono andato? No, fioi. Ah no, ci sono, devo dormire però. Il nuovo Valentino chi può essere? E spero... Ciao, che Bulletto Bulega, Frena Fenati... quella gente là, teoricamente. Ecco, mi stavamo ammazzando. Vaffanculo, Bode. Vedi il Bode parla tanto, però dopo adesso me lo immagino il Bode, immagino la scena del Bode. È seduto sulla sedia, pantaloncino corto con un pezzo di bipino che esce fuori, e con un po' di puzze sotto le ascelle tipo Love della Germania. Eccolo, questo è il Paolo Bode di oggi. Ciao Emanuele. Ma non sto, cioè, questo è l'ultimo viaggio, ragazzi, sono praticamente finito. Il Paolo Bode, signori. E ragazzi, voglio comprare Marco Piazza. Ho bisogno di Marco Piazza nella mia vita per stare bene. Merda, devo dormire. Che bello, però l'Arizona mi piace tanto, cazzo, l'ha fatta veramente bene, è bello sto gioco. Sì, non sto capendo un cazzo che sto più parlando che... No, ho sbagliato. Ecco. Ma mi sono anche salvato, non so cosa ho fatto qua, non ho capito cosa ho fatto, sono in pieno contromano. Bravo, no, alla fine cioè, non sono stato malaccio, dai. Poteva andare peggio. Sono abbastanza stanco, però. Vai. Bode the game. Sei il migliore Kuma, grazie ragazzi. Ok. Pro Cycle è uscito oggi, ragazzi, Pro Cycle 16, quindi ci uscirà nei prossimi giorni, adesso non lo so con certezza assoluta, perché dipende da tante cose, raga. Adesso il Kuma è un uomo veramente impegnato. Ok, devo cambiare sto camion perché è fatta cagare, Dio santo. La mia auto preferita non supercar. Il Passat, Volkswagen Passat, quello bello, quello da uomo manager, mi piace tanto. Oppure... Vabbè, con l'Alfa Romeo è una macchina che purtroppo noi italiani la denigriamo tanto, ma secondo me è bellissima e soprattutto all'estero è quotata veramente tanto. E poi vabbè, ce ne sono tante, ragazzi, ma io sono un gondolaro, io posso dire qual è il mio Bode preferito. Ciao Alos. Ragazzi, sono finito.
Mamma mia. Ho un caldo da morire, vedo triplo. Devo andare anche in bagno. Che ore sono? 10:26. Sarei tentato di chiuderla qua, ragazzi. Sono veramente finito, raga. Sto sudando che mi bruciano gli occhi dal sudore perché è un caldo asfissiante. Devo andare anche in bagno. Sono sincero. Mamma mia. Scusate ragazzi, ho fatto un attimo fatica. Sto sudando come un leprotto, fiori. Grazie Cristiano, e non riesco più neanche a leggere i cosi perché ho anche la chat al minimo, cioè la batteria scarsissima. Catroia. Raga, ma se mi fermo qua e vado a rinfrescarmi... Cioè, la polizia vola, signori. Vi incazzate se finisco qua, perché sono veramente... Devo andare in bagno, forse il bode ha capito cosa devo fare. Capo, ma proprio adesso, ma Cristo di un dio. No, beh, se chiudo devo chiudere però, ragazzi. Usi il volante? Sì, uso il volante. Cazzo, vaffanculo il Bolt che mi porta a sfiga. Brutta troia. Ecco. Per leggere, non riesco più a leggere, fioi. Guarda che strade, porca puttana. Per il boh. Va bene, dai, finiamo questa stradina qua e chiudo, ragazzi. Anche perché Eurotrack dopo un po'... Cioè, sto parlando come un... Cioè, sto parlando ininterrottamente per un'ora. E già al lavoro parlo tanto. Soprattutto quando mi telefonano ora utenti incazzati che hanno preso la sanzione. Ecco, se ci fermiamo qua, adesso vediamo se becchi. Non posso qua, però cazzo sono in piena autostrada. Come mi saluti, ciao. Ciao Bode, ciao vecchio. Dopo ti mando un messaggio però, stronzone. Eccola qua, adesso ci prendiamo una zoccolona. Eccoci qua. Ragazzi. Eccoci qua. Almeno però vi saluto uno per uno. Stavolta. Però non ce la faccio più. Sono stanchissimo e devo andare anche in bagno. Eccoci qua. Questo è il mio camion della Chicco. E vai. Saliamo. Sposo. La la la. Ok. Sei un boss come. Allora ragazzi, vi saluto tutti. Vi ricordo che forse può arrivare una Madonna, Fioi. Ho fatto richiesta di una beta per un gioco tedesco, un simulatore meraviglioso secondo me, chiaramente non lo so ancora ma spero di sì, che in Italia forse non ha fatto ancora nessuno e quindi questa è una bella chicca, ragazzi. Il gioco esce mi sembra il 20 agosto, 28 agosto. Vi ringrazio tutti, ciao DJ, ciao Poleiman, ciao Jacopo, ciao Pietro, ciao Mates, ciao Albi, ciao The Strangman, ciao Stefano Guarino. Ciao Alessandro Bello, ciao Poleiman, caga bene. Ciao Rachele. E niente ragazzi, ci saranno tante novità su... Ciao Matteo, ciao Luigi, Alessandro, Umberto, Anthony, e la strana coppia Nicolas, Maurizio, Giulio, Tinkoff, Mates, Manuel, Emiliano, Riccardo, Andrea, Francesco Scalzo, Lorenzo Crusco, Next, Giulio Candido, Just Manimal, Manu Dar qualcosa, ciao Francesco Messina, ciao Matteo Cardi, ciao Matteo Monti, grazie Matteo Monti, e niente, se qualcuno ha la PlayStation 4 comprate FIFA 17, perché ovviamente è un Pro Club che veramente fioi, ci saranno le dirette del Pro Club con tutti voi in chat però, una figata. Quindi spero di aver sta cosa, nel perfetto inglese comediano. Ciao Riccardo, il prossimo video domani, se ce la faccio. Ciao DJ Jumbo.
No, non me ne ciao Matteo. Ciao Dodel. Ciao a tutti ragazzi, un saluto dal Comandone Veneziano, è stato un piacere anche oggi, mi sono divertito tantissimo. Sono un po' stanco, non sono neanche andato a correre oggi, proprio per fare la diretta in maniera un attimino più positiva. E niente, siete sempre meravigliosi. Ciao Alessandro Di Pierro. Non not parole come indiano. Grazie Michael Lupi anche. E niente raga, vado perché sto morendo in maniera abbastanza ufficiale. Ciao ragazzi, ancora grazie, siete veramente dei comediani pazzi, splendidi. Sono orgoglioso di avere una crew, come si usa a dire adesso su YouTube, come voi. Siete dei pazzi scatenati, più pazzi del cume, e non è facile. Ciao ragazzi, ciao fuoco e fiamme, ciao